Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto per aver accettato l'invito all'evento di oggi, che è un evento che condividiamo con altra direzione della Regione Veneto, con la direzione ICT e Agenda Digitale, con la quale, tra le altre collaborazioni che abbiamo, siamo accomunati anche dall'essere beneficiari di un progetto europeo nell'ambito del programma Interreg Europe. A tal proposito ringrazio quindi anche la collega Fabiola Facci, che opera all'interno dell'unità organizzativa Cooperazione Territoriale Europea, che tra poco spiegherà il contesto complessivo in cui questi due progetti operano, e cioè il contesto del programma citato prima, programma Interreg Europe. Approfitto per portare i saluti anche del collega Luca De Pietro, direttore dell'unità organizzative e strategie ICT e Agenda Digitale, che purtroppo oggi per un impegno concomitante non potrà essere presente. Ci sono comunque i colleghi della direzione. Stiamo parlando quindi di due progetti che oggi lanciamo, e sono i progetti Cherry e OD4Growth. Ma non parleremo solo di questi, ma anche degli interventi regionali che si stanno mettendo in atto a supporto dei settori di cui questi progetti si occupano, che sono le imprese culturali e creative per il progetto Cherry e gli open data per il progetto OD4Growth. Per quanto riguarda le imprese culturali e creative, che sono il settore di attività di cui anche si occupa la mia direzione, che è la direzione Beni e Attività Culturali e Sport, diciamo che è un settore estremamente vivace ed operoso, e tale vivacità e operosità è stata recentemente confermata anche in occasione del bando PR FESR dedicato al consolidamento e allo sviluppo di tali imprese. Un bando che è stato emanato quest'anno, è stato uno dei primi bandi del programma PR FESR 21-27 e che ci ha fatto rilevare una grande affluenza, una significativa numerosità di progetti sono stati presentati. Ma gli interventi non sono stati solo numerosi, ma anche caratterizzati da una buona qualità e da un impatto significativo per il sistema produttivo locale, in fase previsionale ovviamente. E per questo motivo, proprio lunedì di questa settimana, la Giunta regionale ha deliberato un incremento dello stanziamento a favore del bando, che era inizialmente di 3 milioni e mezzo di euro e che viene incrementato di pari quota, quindi altri 3 milioni e mezzo. Questo vuol dire che riusciremo a finanziare più o meno una sessantina di domande, credo, quindi insomma un impatto credo significativo per questo avvio di programma. Le progettualità europee come Cherry per noi rappresentano uno strumento importante per la definizione e il miglioramento delle politiche regionali di settore, come quella appena citata del PR FESR, permettendoci sia di comparare i dati del nostro territorio con quelli di altri contesti europei, ma anche e soprattutto di confrontarci in modo critico con altre realtà analoghe, allo scopo di rendere gli strumenti regionali sempre più efficaci ed efficienti. Sono operazioni importanti queste che ci sono consentite dai progetti europei, proprio queste operazioni di confronto e di scambio, che nel tempo rileviamo sono particolarmente utili proprio al fine di affinare le politiche di settore. Quindi nuovamente vi ringrazio per la presenza a questo evento e vi lascio agli interventi successivi. Buon lavoro.